Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IEM. Ringraziamo tutti gli enti che ci hanno concesso il patrocinio e tutti i numerosi partner che sostengono il festival. Siamo ormai arrivati al penultimo appuntamento di questa quarta edizione dal titolo Il cambiamento sei tu e stiamo trasmettendo sempre in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e sulla pagina Facebook di Educhiamoci e il canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo numeroso da tutta Italia, vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri profili, sui vostri canali e vi ringraziamo per il supporto che ci avete dato lungo tutte queste giornate. Qui in studio con noi c'è l'assessore alla cultura e alla scuola del Comune di Vittorio Veneto Enrico Padoan che ci porta prima dell'incontro il suo saluto istituzionale. Grazie alla dottoressa Martina Agnoli, buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie mille per la vostra presenza qui in studio e da remoto. Tengo a portare i saluti dell'intera amministrazione comunale di Vittorio Veneto, a ringraziare la dottoressa Laura Mazzarelli, specializzata in neuropedagogia, curatrice del blog Il Cammino Pedagogico e oggi stoica nell'essere qui con noi nonostante diverse peripezie legate al maltempo, per cui grazie davvero della sua presenza, dottoressa Mazzarelli. È il penultimo evento di questa 5 giorni di eventi e di incontri, di dibattiti e di formazione sul tema dell'educazione, e quindi rinnovo tutti i ringraziamenti ai partner, ai media partner che hanno sostenuto e che sostengono questa iniziativa. Ringrazio IEM per l'ideazione e il coordinamento, tengo a ringraziare questa sera la Tenda TV per il supporto in termini di trasmissione e la Banca Prealpi San Biagio e l'associazione Noi per Noi per il supporto. Questa sera non voglio rubare il mestiere, la professione a Martina, ci sarà la chiusura di questi 5 giorni di incontri con il professor Stefano Rossi alle 20:30, per cui tenete, insomma, continuate, diciamo così, a seguire questa iniziativa in presenza e da tutta Italia. Grazie ancora e lascio la parola alla relatrice e buona visione. Grazie ancora. Grazie Assessore. Allora, veniamo all'incontro di oggi che doveva svolgersi qui con la nostra relatrice in presenza, ma che purtroppo per motivi legati al maltempo invece ci raggiunge da remoto e siamo molto contenti comunque di poter ascoltare il suo intervento che si intitola Educare non è reagire, educare è rispondere. Abbiamo con noi la dottoressa Laura Mazzarelli, che ringraziamo molto appunto per la sua disponibilità e che presentiamo prima appunto di darle la parola. Laura Mazzarelli è pedagogista, specializzata in neuropedagogia. La sua esperienza come docente di scuola dell'infanzia le permette di mantenere sempre viva e concreta la relazione con bambini e famiglie. Collabora con diverse scuole come formatrice di educatori e di insegnanti. Si occupa di supporto alla genitorialità attraverso colloqui di consulenza pedagogica e incontri di ricerca educativa rivolti alle famiglie. Il suo lavoro di pedagogista mira a promuovere una relazione in cui il bambino possa evolvere nel rispetto del suo processo di crescita, unito a quello autoeducativo dell'adulto.
Ha collaborato con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Milano Bicocca e ha pubblicato diversi libri rivolti a bambini ed adulti. Cura un blog dal nome Il Cammino Pedagogico. Vi ricordiamo che se vorrete porre delle domande alla dottoressa Mazzarelli potrete farlo attraverso WhatsApp con un messaggio al numero che vedete in sovraimpressione oppure commentando la diretta nei vari profili social. Lascio quindi la parola alla dottoressa Mazzarelli e buon ascolto a tutti. Buonasera, vi ringrazio per questo invito e sono molto grata di essere qui. Avrei dovuto essere in presenza oggi, come è stato accennato, ma per varie peripezie. Comunque la cosa importante è che ce l'abbiamo fatta. Allora, il mio intervento ha questo titolo: Educare non è reagire, educare è rispondere. Ecco, l'obiettivo di questo intervento è quello proprio di aprire domande più che fornire risposte. Diciamo che le domande attivano le persone, cioè se noi poniamo una domanda a qualcuno, la sua mente si mette in dinamica, si mette in ricerca. Questa cosa vale per gli adulti, vale anche per i bambini. Se ad esempio io dico è autunno e cadono le foglie perché il sole è meno caldo, perché le giornate sono più fredde, per l'inclinazione dell'asse terrestre, sto riempiendo, sto dando delle risposte ai bambini. Ma se io per esempio chiedessi, ma bambini, secondo voi perché cadono le foglie? Allora, immediatamente, già dal loro sguardo, dalla loro postura, dai loro occhi, si comprende che c'è uno stato di attivazione. La domanda attiva e dalle loro risposte si possono cogliere assolutamente delle informazioni importanti sul loro modo di apprendere, sulle loro modalità di essere. Ad esempio, ci sono bambini che rispondono perché è autunno. Ci sono bambini che ad esempio dicono perché Mago Autunno ha colorato le foglie con i suoi colori. E ci sono altri bambini che dicono, maestra, secondo me c'entra il sole. Vedete che vi ho fatto 3 esempi a partire da una semplice domanda che ci danno tantissime informazioni. La cosa importante è che si innesca un processo di attivazione di pensiero. Questo avviene anche, ovviamente, perché i bambini sono persone, avviene anche negli adulti. Porre delle domande è fondamentale perché soprattutto in ambito educativo si cercano proprio le risposte. In tantissimi colloqui di consulenza pedagogica si cerca quasi la ricetta più che la risposta, no? E quindi c'è una sorta di spostamento sul fare, cosa devo fare, come devo agire, qual è la soluzione a questo problema. E lì diventa un po' complesso perché si va a parlare, no, di strategie da applicare come se arrivassero, piovessero dall'alto, ma si sente che non c'è un'appartenenza alla persona che poi va a metterla in ambito educativo. La domanda invece che cosa fa? Mette al centro l'essere, sposta completamente il focus, no? Ogni persona va a cercare la sua risposta, si mette in cammino per andare a cercare ciò che gli serve. Quindi ci si sposta in qualche modo dal fare all'approccio educativo, alla relazione educativa. Se pongo delle domande, interrogo l'altro sulla qualità della relazione educativa. Di fronte a una questione che ha, come dire, per esempio, tra insegnanti, tra genitori, di fronte a una problematica educativa, la cosa fondamentale è rimettere al centro la persona che si pone la domanda e che a quel punto va a focalizzarsi sulla qualità della relazione con quel bambino. Quindi c'è un io, c'è un tu che formano un noi, che danno vita a un noi. E la gamma, la poetica, la sfumatura, la qualità
di quella relazione educativa è fondamentale per andare a, dico una parola forse un po' non adeguata, mettiamola tra virgolette, per andare a risolvere quel problema. Non si può saltare la relazione educativa per andare a interessarsi di questioni educative. Si parte sempre dalla relazione. Teniamo conto che la neuropedagogia sostiene, e poi lo vedremo nel corso dell'intervento, che la relazione ha il potere di dare forma al cervello. Quindi diciamo che in questo caso il termine potere non è inteso ovviamente come coercizione, ma è inteso come responsabilità. Avere il potere di dare forma al cervello attraverso la qualità della relazione educativa. È un qualcosa di molto forte, di molto potente. Che cosa succede? Succede che magari qualcuno in questo momento si sente, come dire, un po' sotto pressione, no? E il fumetto, la domanda che compare dentro, e se sbaglio? E se si sbaglia? Allora, siamo esseri umani in relazione e non esiste l'educatore perfetto. Per educatore intendo sia l'educatore naturale, quindi il genitore, sia l'educatore di professione, quindi anche gli insegnanti. Non esiste la perfezione, ma esiste la possibilità di tenere una domanda aperta su quella questione educativa, quindi di aprire una consapevolezza, di tenere il focus della domanda sull'essere che porta poi all'azione educativa. Perché di fatto stare con i bambini è faticoso. Questa cosa spesso non si dice perché sembra qualcosa di, come dire, quasi di poco carino da affermare. Affermare che stare con i bambini è faticoso non ce lo si legittima quasi mai. E questa censura che spesso chi sta con i bambini, i genitori, gli insegnanti si autoimpongono, finisce per creare dentro, come dire, una sorta di peso sempre più grande che porta poi a una sorta di implosione, che porta poi a reagire, che porta a reagire ai comportamenti dei bambini, la fatica accumulata. Allora, stare in classe con 25 bambini di età differenti, con bisogni differenti, con storie differenti, con situazioni familiari differenti, è faticoso. Tornare dal lavoro, tornare a casa, avere il desiderio di stare con i propri bambini, ma nello stesso tempo avere tutte le incombenze familiari, sentirsi in colpa perché non si riesce a giocare con loro, è faticoso. C'è una fatica che se non si legittima rischia di diventare un boomerang. Poterselo ammettere è fondamentale per intraprendere una via di ricerca educativa, una via per andare a cercare qual è la qualità della relazione più efficace con quel bambino o con quella bambina. Se non si fa questo, se non ci si legittima la fatica dell'educare, questo accumulo di stress, perché la fatica provoca stress, porta a reagire ai comportamenti dei bambini. C'è proprio il principio di azione e reazione. Il bambino mette in atto un comportamento perché inevitabilmente è una persona che ha sulle spalle la sua giornata scolastica, i suoi bisogni, le sue necessità, le sue emozioni, le sue fatiche e tutto questo pacchetto viene portato all'adulto di riferimento, che è stanco, che è affaticato e reagisce a determinati comportamenti. Quindi si entra in uno stato di disarmonia di relazione che in qualche modo spesso porta a diventare la peggior versione di se stessi. Tantissimi genitori mi dicono: io non avrei mai pensato
di agire in questo modo, non avrei mai voluto comportarmi in questo modo. Mi ero promesso che con mia figlia o con mio figlio questo comportamento non l'avrei mai attuato e invece, così come tanti insegnanti che si portano a casa quella relazione che è diventata in qualche modo critica e non riescono a uscirne e non trovano un supporto. Il giorno dopo rientrano in classe, ci riprovano, ma non funziona. Quindi entrano in gioco emozioni e sentimenti come il senso di colpa, la frustrazione, l'inadeguatezza, l'impotenza. E si arriva poi a toccare il fondo, no? Proprio si entra in contatto con un bisogno altro, ho bisogno di aiuto, non ce la faccio, non lo riconosco più e non mi riconosco più. Quindi in questo stato di crisi, ecco che ricompare la necessità della domanda. Non tanto della risposta cosa devo fare, perché tanto non funzionerà se viene appiccicata dall'esterno, ma la necessità di formulare una domanda interiore che si rivolge, come vi dicevo prima, all'essere di quell'adulto. Quindi che gli domandi, ma che si possa domandare proprio, ma cosa posso educare di me che non ho ancora educato? Che cosa quel comportamento di quel bambino, di quella bambina sta andando a toccare? Quali corde sta andando a toccare di me che sono un po' in qualche modo il mio tallone d'Achille, per trovare una risposta sufficientemente buona, non perfetta, al bisogno di quel bambino o di quella bambina. Quindi, prima di arrivare a mettere a fuoco l'urgenza di questa domanda, si attraversa una fase molto critica fatta di lamento, fatta di alibi, fatta di accuse rispetto al bambino, è il bambino che mi fa arrabbiare, no? Quando poi tutte queste inevitabili, umane, dinamiche della persona ci si accorge che non portano più da nessuna parte, si tocca il fondo, a quel punto ci si ferma e ci si può interrogare su bene, a cosa sono chiamato? Qual è la mia opera educativa? Ricordo che quando lavoravo in una piccola scuola paritaria di Milano, sulla locandina c'era scritto l'educazione è ars regia. Ecco, è proprio un po' questa la domanda, no? Ricondursi alla nobiltà dell'azione educativa, che nella frenesia di tutti i giorni si perde, non si identifica più. Quindi da una parte abbiamo la reazione che è basata sull'istintività, quindi il comportamento del bambino innesca una reazione, ad esempio al mattino prima di uscire di casa non vuole mettersi le scarpe, è complesso riuscire a mantenere la calma, no? E quindi spesso si finisce con utilizzare modalità istintive. Adesso ti ho detto che ti devi mettere le scarpe, quindi gli urliamo addosso, oppure se non ti metti le scarpe oggi non andiamo al parco, quindi utilizziamo la punizione o il premio. Ricadiamo in strategie che funzionano nell'immediato, nel senso che il bambino esegue, ma non educano. Sono strategie che fondamentalmente addestrano, perché il bambino esegue, mette in atto per ottenere l'oggetto del suo desiderio, che qualcuno con un potere coercitivo e non responsabile detiene, no? Tra le sue mani e che può offrirgli e negargli. Quindi spessissimo nella situazione della reazione c'è un bambino che viene identificato come colui che non ascolta, dove l'ascolto coincide nella mente dell'adulto come non fa ciò che io gli chiedo di fare, non esegue ciò che io gli chiedo, non obbedisce. Ma l'ascolto non è questa cosa qua.
c'è una distorsione della prospettiva, perché l'adulto percepisce il bambino come colui che ha la responsabilità di farlo arrabbiare, farlo innervosire, fargli perdere la pazienza. Ma non è il bambino che fa questo, è l'adulto che è responsabile della sua rabbia, della sua pazienza, del suo nervosismo. Mm? Dall'altra parte c'è la possibilità della risposta. Rispondere consapevolmente a partire da una domanda di ordine interiore, quindi sul piano dell'essere. C'è al centro l'autenticità della relazione educativa, l'unicità di quel bambino. Chi lavora in classe, che è un insegnante, quindi ha a che fare con più bambini o chi ha più figli, sa benissimo che ogni bambino ha proprio la sua unicità, e richiede un ascolto autentico, unico. Con una insegnante riflettiamo spesso sul fatto che esiste qualcosa che è molto difficile da verbalizzare, ma un progetto educativo unico per ciascun bambino della classe, che non sta scritto da nessuna parte, ma è nel cuore dell'educatore. Perché ciascun bambino è un mistero. Non esiste, non si può definire che cos'è un bambino. Ciascun bambino è un mistero, come lo è ciascun adulto, ciascuno di noi. E come appunto questi mondi che guardano altri mondi, che si guardano reciprocamente, creano l'unicità di quella relazione educativa lì. Quindi in tutto questo che richiede una scelta, richiede una disciplina, richiede una responsabilità, un rispondere con abilità a un compito esistenziale, perché di questo si tratta. Educare risponde a proprio un compito esistenziale, perché è una responsabilità enorme, al di là del fatto che, come vi dicevo prima, la relazione dà forma al cervello. Eh, Educare significa creare dei mattoncini, contribuire a creare l'identità di un'altra persona che entrerà nel mondo e costruirà il mondo. Quindi educare lavora sulla possibilità d'essere, e per educare ci vuole pazienza. Non a caso pazienza etimologicamente contiene pathos, che è dolore, che è sofferenza, perché educare non è bello, divertente, piacevole. Quando le persone mi dicono, ma a me piace stare con i bambini, ok? C'è molto di più, c'è una dimensione di bisogno, di sofferenza, di fatica, di pathos, ok? In tutto ciò, nella situazione di reazione, nella situazione di risposta, ci sono in gioco le emozioni. Ci sono stati d'animo che attraversano le persone. Vi faccio un esempio a partire dal quotidiano. Io sono anche insegnante, insegno da ormai, non so, circa 22 anni nella scuola dell'infanzia, quindi ho tantissimi esempi proprio a partire dal mondo del bambino, del suo sviluppo e della relazione educativa. L'altro giorno chiedo a una bambina di versare l'acqua a tutti i compagni. Questa bimba visibilmente si illumina di fronte a questa richiesta. Era felice, la maestra l'ha chiesto a me, ha chiamato me, era contenta. Una frazione di secondo dopo, questa bimba si irrigidisce, si incupisce, diventa tutta rossa, si blocca. Io mi accorgo di questa reazione e una sua compagna viene da me e mi dice: Maestra, guarda che, chiamiamola Pierina, Pierina si è bloccata, non vuole versare l'acqua, ha paura. Ora, il suo corpo metteva in luce tutto ciò che la stava attraversando dal punto di vista emotivo.
Allora io la chiamo e ecco, vi faccio proprio questo esempio tra reazione e risposta. Eh, Avrei potuto dirle, ma cosa c'è da aver paura? Lo fai sempre? Sei capace? Eri contenta? Ah? Questa è la classica situazione di reazione, perché l'adulto rimane spesso e volentieri attonito, basito rispetto all'illogicità di alcuni comportamenti dei bambini. E ciò che sembra illogico porta a una reazione, come quando rispondiamo, ma non c'è niente di cui aver paura, i mostri non esistono, no? Certo, il mostro non esiste, ma la paura del mostro è reale. Quindi, tornando a Pierina, la sua paura era reale e la attraversava in tutto il corpo, al punto tale che aveva gli occhi sbarrati, era diventata rossa, si era irrigidita. La risposta, quindi occuparsi di quel momento presente, è stata essere curiosi rispetto a ciò che le stava accadendo. Quindi l'ho chiamata, le ho preso le manine, le ho toccato le manine, l'ho guardata negli occhi e le ho chiesto, ma forse hai un po' paura di versare l'acqua? E lei mi ha risposto sì. E le ho detto, ma che cosa ti fa paura? E lei mi ha detto di rovesciarla. Dico, bene, ma se si rovescia cosa possiamo fare? Asciughiamo, perfetto. Quindi se si rovescia, asciughiamo. E poi sono andata avanti e le ho chiesto, ma forse tu hai un po' paura di sbagliare? È questo che con cui tu non vuoi entrare in contatto, la paura di sbagliare, non tanto se si rovescia, lei razionalmente lo sa che non succede niente, asciughiamo, ma l'immagine di sé che sbaglia la blocca. Allora andare a verbalizzare ciò che il bambino non riesce a verbalizzare, ma che lo attraversa e non riesce a verbalizzarlo perché non è ancora in grado di dare nome alle emozioni, ma che lo attraversa in ogni cellula del suo corpo, tirarglielo fuori, portarlo fuori dall'implicito e dargli un nome, libera il bambino, gli permette di provare. Allora il riferimento è stato bene, allora possiamo accendere la luce del coraggio, grazie a questa paura, possiamo prendere la brocca e andare a versare l'acqua. Ovviamente non è caduto neanche un goccino d'acqua, ma lo prevedevo. Ma la scelta di implicarsi e di provare è nata dal fatto che la paura fosse stata tirata fuori, portata alla luce, vista e gestita all'interno di una relazione che le facesse da supporto. Quindi, che cosa succede? Rispondere consapevolmente permette alle persone, ai bambini, ehm, come dire, di consapevolizzare ciò che accade, di regolare i propri stati interni, grazie al supporto di un adulto, perché da solo il bambino questo passaggio non riesce a farlo. Teniamo conto che le neuroscienze ci dicono che l'emozione è integrata mente-corpo, non c'è più la dicotomia tra cuore, cervello, emozione, ragione. Damasio, nel suo testo meraviglioso, L'errore di Cartesio, ci dice che appunto questa dicotomia non esiste più. E infatti, se guardiamo come un bambino si muove, entra proprio, l'emozione attraversa il corpo, ma c'è di più. Ogni volta che il bambino riceve una consegna, una richiesta da parte dell'adulto, inizia ad immaginare dei finali possibili, inizia a crearsi delle aspettative, inizia a domandarsi sarò capace, non sarò capace, riuscirò, non riuscirò, no? E la sfida è quella di supportarli, come prima vi dicevo che la relazione dà forma al cervello, a creare dei marcatori somatici, perché di fatto questo fa la relazione, crea dei marcatori somatici, quindi proprio dei segni cerebrali che
permettano al bambino, funzionali, che permettano al bambino di dire: attraverso questa esperienza io sono riuscito, ho costruito un mattoncino di autostima, ce l'ho fatta, posso rimettermi nella condizione di apprendere di nuovo, posso rimettermi nella condizione di andare a cercare il mio coraggio nonostante la paura. Questo abbiamo la possibilità di fare. E il caso contrario, nella prima ipotesi di reazione, ma insomma non c'è niente di aver paura, ma l'hai sempre fatto, vabbè, allora se non lo vuoi fare lo facciamo fare a un altro compagno, lì è, immaginate la differenza, che cosa succede in quella bambina? La solitudine, il blocco che resta blocco, l'impossibilità di consapevolizzare quell'emozione che rimane dentro di lei come frustrazione, che abbassa l'autostima e che la volta dopo, quando qualcun altro in un'altra situazione le fa una richiesta che le chiede di mettersi in gioco, il marcatore somatico che si crea è: non farlo, non ce la fai, hai paura di sbagliare, potresti sbagliare. Ecco, qui abbiamo in modo neuropedagogico, in modo proprio scientifico, perché la pedagogia si avvale del contributo di antropologia, di psicologia, di neuroscienze, di tante discipline. Qui abbiamo l'evidenza del fatto che noi possiamo realmente costruire l'autostima del bambino e creargli dei solchi cerebrali dove all'interno possiamo metterci dei semi che fioriranno. Perché la volta successiva, quando a questa bambina verrà chiesta un'altra cosa, ci si può riagganciare a livello relazionale attraverso quel mattoncino e attraverso il ricordo farle rivivere, rinnescare quell'emozione che le permette di dire: è vero, ce l'ho fatta, lo posso rifare ancora, posso raccogliere questa sfida. E questo è tanto, è veramente tanto, è una responsabilità, è rispondere con abilità al fatto che un adulto, scusate, al fatto che un bambino abbia un funzionamento che noi abbiamo avuto per i primi 6-7 anni della nostra vita e che non ci ricordiamo più e che è basato sul simbolismo, sulla magia, sull'animismo, sulla percezione del tempo che è un eterno presente. Il bambino non è in grado di fare questi passaggi in autonomia, ha bisogno di un adulto responsabile che conosca lo stadio di sviluppo del bambino, che conosca le possibilità e le potenzialità di una comunicazione efficace con lui e che sappia entrare in empatia. Questo aspetto, tenete conto che non a caso insegnare, al di là del fatto che uno insegna a scuola, ma insegnare qualsiasi cosa, anche a mettersi le scarpe, insegnare significa lasciare il segno, educare significa tirare fuori. L'azione educativa consapevole, cioè l'azione educativa, diciamo che ho utilizzato il termine consapevole, qualunque azione che viene fatta con i bambini crea qualcosa dentro di loro. L'azione educativa ha la possibilità di essere neuroeducativa, perché dà forma al cervello, perché lo plasma. E teniamo conto che nei primi 6 anni di vita un bambino ha la massima plasticità cerebrale. Quindi tutto ciò però vale anche per gli adulti. Quindi diciamo che la scelta di rispondere rispetto alla scelta di reagire diventa quasi un po' una strada obbligata. Tutto ciò, questa possibilità di cambiamento, questo evento si basa sulla parola cambiamento, quindi cambiare il nostro atteggiamento da reazione a risposta si basa anche per noi adulti su dei riferimenti neuroscientifici, perché se io vedo che utilizzando determinati strumenti
per esempio, guardando negli occhi il bambino, cercando una connessione con lui, interessandomi al suo bisogno, ottengo un risultato diverso, sarò più motivato a rimettermi in quella situazione di ascolto. Creerò per me e per lui dei mattoncini funzionali a cui entrambi, quella dimensione del noi di cui vi parlavo prima, a cui entrambi possiamo tornare nella situazione di difficoltà. Ora, questo non significa riuscire a farlo 24 ore su 24, ok? Perché siamo degli esseri umani in relazione e c'è una parte inevitabile, non è che possiamo essere sempre costantemente 24 ore su 24 presenti a noi stessi, ma decidere, scegliere di accendere la luce della consapevolezza ci permette di ascoltare i segnali che ci manda il nostro corpo. Quindi, per esempio, un grandissimo lavoro per spostarsi dalla reazione alla risposta è il lavoro di diario. Il diario dell'educatore, genitore o insegnante che sia, prevede la possibilità di riflessione sull'azione educativa. Perché spesso quando si è implicati non si può riuscire ad attuare una riflessione in azione, ma è necessario un tempo e uno spazio scelti consapevolmente per dedicarsi un momento di cura per la riflessione sull'azione educativa. Quindi io posso prendere un momento critico e vado a rianalizzarlo. Che cosa è successo? Che cosa ho chiesto al bambino? Come ha risposto? Come ho risposto io? Che parole gli ho detto? Cosa ha fatto lui? Cosa ho fatto io? Prendo consapevolezza di cosa è avvenuto e di cosa ho fatto avvenire. E poi provo a mm, ipotizzare in quale altro modo avrei potuto fare. È proprio un allenamento costante, un mettersi in disciplina e dire, ah, caspita, però avrei potuto fare così, avrei potuto dire così. E più mi alleno a vedere come avrei potuto invertire la rotta e trovare un'altra strada alternativa, più questa consapevolezza che riesco a ricavarmi in momenti di cura. Luigina Mortari nel suo testo meraviglioso Apprendere dall'esperienza ne parla della riflessione sull'azione. Più riesco a fare questo, più nel momento dell'azione in cui sono implicata e quindi le emozioni mi tengono anche un po' sotto scacco, più sarò sensibile a percepire quel campanello interiore che mi dice: no, aspetta, respira, guarda che puoi dirgli così, perché abbiamo creato delle possibilità a cui attingere che diventano in qualche modo un bagaglio di risorse educative da spendere. Ma niente avviene gratuitamente, c'è la necessità di una fatica. Spessissimo i genitori mi dicono, ma anche gli insegnanti, ma è difficile. È vero, è sicuramente difficile, però l'invito è quello di... È difficile perché rompe una abitudine. E rompere un'abitudine è difficile. Provate a pensare banalmente quando vi spostano i prodotti sugli scaffali del supermercato. Andate al supermercato e vedete una sorta di nervosismo perché non trovate più quello che cercate in quel posto, lì dove eravate sicuri di trovarlo. È la stessa cosa, rompere un'abitudine crea fatica. Ma se invece di dire difficile, proviamo a dire posso imparare, immediatamente il nostro cervello si dispone a apprendere, si dispone a provare, si dispone a rischiare. Se io dico è difficile, immediatamente, ah vabbè, ok, non sono capace, non riesco, non provo. Ecco, questo lavoro sulla risposta utilizza anche i neuroni specchio. Noi dobbiamo diventare alleati dei neuroni specchio. Gli educatori, gli insegnanti, i genitori, i nonni devono diventare alleati dei neuroni specchio perché
loro si attivano a partire dalla mimica, non solo dall'azione che esegue qualcosa, ma dalla mimica facciale. È come se quando qualcuno si arrabbia qualcosa si arrabbiasse anche dentro di noi. E la stessa cosa, noi riverberiamo delle emozioni altrui. Provate a immaginare la portata se ci alleiamo in modo funzionale. Vi racconto questo piccolo aneddoto di due bimbe di 5 anni che stavano dialogando sulle emozioni e una bambina dice all'altra, quanta gioia, perché lei stava osservando un'altra bambina e dice quanta gioia che ha lei e lei le dice come quanta gioia? La gioia non la puoi misurare. E lei le dice sì, invece la gioia si può misurare. E allora l'altra risponde, ma non puoi mica usare un righello, non capisci? E le sventolava il righello in faccia, non capisci? Non la puoi misurare. E questa bambina le dice, sì invece, perché io sento quanta gioia ha lei. Se lei piange perché è troppo felice o saltella perché lei è troppo felice, questa cosa la sento dentro anch'io, quindi io lo posso misurare. Quindi capite che la percezione dell'intensità delle emozioni altrui data dal riverbero emotivo per una bambina di 5 anni è misurabile. Immaginate questa cosa trasposta sulla modalità di attraversare la rabbia, per esempio, no? O su come un insegnante affronta una questione, per esempio, di, chiamiamola, aggressività all'interno della sezione. Ok? Quindi diciamo che la possibilità di passare dalla reazione alla risposta parte da una responsabilità, rispondere con abilità e da una scelta consapevole, da cui poi ci si avvia, ci si mette in cammino per andare a cercare tutti quelli che sono gli strumenti funzionali all'impresa. Fosse anche, ad esempio, la scelta di studiare, di andare a cercare, di far sentire dentro di sé la risonanza di alcune parole rispetto ad altre. Per esempio, provate a immaginare l'importanza che ha dire a un bambino, basta, sei sempre aggressivo. Quindi riferirsi all'essere, sei aggressivo oppure hai usato le mani. La prima frase parla all'identità, la seconda frase parla all'azione. Le parole pesano. Quindi è veramente una ricerca straordinaria, però possiamo cambiare. Possiamo cambiare a partire dall'ascolto e dalla necessità di mettersi in gioco a partire da ciò che siamo. Questo, credo, è l'aspetto importante che andrebbe portato anche nelle scuole, dove sempre di più quello che osservo è tanta, come dire, settorializzazione del sapere pedagogico. C'è la formazione sui DSA, c'è la formazione sul PEI, c'è la formazione, 1000 formazioni sull'intelligenza artificiale, utilissimo, bellissimo, importantissimo, ma io credo che la cosa importante di cui abbiano bisogno gli insegnanti oggi sia chiedere come stai, con quale bambino fai fatica, con quale genitore vai in ansia quando hai un colloquio. Questo è fondamentale per aiutare i processi educativi e favorirli e far sì che le persone tornino a sentire che educare è emozionante, è arricchente, è straordinario. Quindi il cambiamento non è mai un evento, ma è un processo che parte da una scelta responsabile. Concludo perché vedo che il tempo corre veloce con la frase che ho scelto come un po' emblema del mio blog, che è una frase di Sant'Ignazio di Antiochia che dice: si educa con ciò che si dice, più ancora con ciò che si fa, ancor di più con ciò che si è.
Grazie dottoressa, è stato veramente molto interessante e piacevole ascoltarla. Ci stanno seguendo più di 250 persone dai vari canali e i commenti che arrivano sono tutti in questa direzione. Alcuni scrivono che insomma, la ringraziano per questi spunti di riflessione, scrivono veramente interessante e illuminante. Grazie dei consigli pratici, il diario, un'idea così semplice ma così potente. E in effetti anche noi abbiamo colto alcuni spunti che ci ha dato, e in particolare quando parlava del porsi delle domande pensiamo che forse anche proprio l'intento di queste giornate dell'educazione sia proprio quello in fondo, no? Di spingerci a interrogarci sempre su che cosa possiamo fare di nuovo o di meglio o di diverso. E in questo senso c'è anche una domanda che ci è stata scritta da una persona che sta seguendo online, che è un commento ma in realtà le chiede un parere. Lei prima diceva non ci sono ricette, ma di fronte alla difficoltà di un bambino, se l'insegnante rimanda la ricerca di soluzioni solo alla famiglia, questo è destabilizzante per i genitori. Come fare? Cosa pensa? Allora, penso che questa è una domanda e ringrazio per questa domanda perché apre a una riflessione molto più ampia che spesso si vede serpeggiare, no, sui social in primis, ma proprio come giudizio tra le persone. C'è sempre di più una lotta e un giudizio tra i genitori e gli insegnanti, tra casa e scuola e non si riesce a trovare la quadra per costruire una relazione di collaborazione, una rete che possa supportare il bambino. È fondamentale perché per il bambino piccolo, e piccolo intendo fino ai 10 anni, perché parliamoci chiaro, è vero che poi si aprono altre relazioni sociali, ma per il bambino scuola e famiglia sono i suoi punti di riferimento, quindi sentire che queste componenti collaborano per il bambino è fondamentale, altrimenti si spacca a metà. Quando l'insegnante rimanda alla famiglia, la famiglia si sente inevitabilmente un peso addosso e si sente senza strumenti. Quindi è opportuno utilizzare, io questo lo consiglio sempre ai genitori, la metacomunicazione. Una metacomunicazione che parte dall'incassare la delusione di un'aspettativa tradita. Io mi aspetto che la scuola mi aiuti. Se la scuola non mi aiuta, non fa il suo dovere, mi lascia sola, non ho strumenti, mi ributta addosso la questione, cosa faccio? Quindi devo, anzi posso, incassare queste emozioni, elaborarle e una volta elaborate chiedere un colloquio all'insegnante e dire bene, utilizzando tanta impegnativa ma efficace metacomunicazione, dire bene, voi mi avete detto questa cosa, vi ringrazio per questo rimando che mi avete dato su mio figlio, io vi chiedo se riuscite anche a dirmi quali sono le qualità del mio bambino. Cioè se riuscite a darmi un'immagine di ciò che avete scoperto di lui, che cosa avete incontrato di lui, com'è, a 360 gradi. So che a voi sta a cuore accompagnarlo ad acquisire ciò che ancora non ha acquisito, ma per noi è fondamentale che voi sappiate e vediate anche i suoi aspetti di bellezza. Prima cosa, in modo tale da assicurarsi che il bambino sia, come dire, tenuto dentro nella sua unità. E poi verbalizzando. Ci avete dato un po' questa palla in mano, ma noi non sappiamo da che parte iniziare, quindi chiediamo aiuto a voi. Chiediamo aiuto a voi a partire da ciò che ci avete detto e vogliamo fidarci della competenza della scuola, in modo tale da rimandare la palla e dire noi chiediamo insieme a voi che ci sia un progetto educativo condiviso dove noi ci occupiamo della nostra responsabilità educativa a casa, ma abbiamo necessità di sapere che c'è una responsabilità educativa su questa tematica a scuola su cui possiamo fare il punto una volta ogni 3, 4, 5 mesi. È impegnativo, ma è la sfida da cogliere. È cercare di non sostare nella delusione, nella frustrazione e paradossalmente anche nella conferma
che la scuola non funziona. Perché in modo inconscio ciascuno di noi va a cercarsi la conferma di ciò che teme, di ciò che pensa e di ciò che gli fa paura. Quindi quella cosa lì la guardo, la metto sul tavolo e dico bene, adesso vado e chiedo aiuto perché qui insieme possiamo fare qualcosa. Non so se ho risposto, ma forse questa cosa tocca diversi genitori si pongono questa domanda. Si sentono soli, come tanti anche insegnanti, si sentono soli, perché dall'altra parte c'è l'aspettativa da parte delle famiglie del fatto che si occupino di alcuni aspetti e c'è, ma il punto non è generalizzare, in pedagogia non si può mai generalizzare la scuola e la famiglia. Occorre che ciascun insegnante e ciascuna famiglia si incontrino mettendo come terreno comune, come lo sguardo su quel bambino lì. Perché se no andiamo a parlare di generalizzazioni e le generazioni sono cambiate, i genitori sono cambiati, i bambini sono cambiati, la scuola è cambiata. Bene, possiamo anche avere ragione, ma una volta che ci siamo dati ragione, non risolviamo il problema, blocchiamo il pensiero e non evolviamo. La sfida è quella di dire bene, cosa faccio con Pierino, cosa faccio con Giovannino, cosa faccio con la famiglia di Pierino, cosa dico alla famiglia di Giovannino. E quindi quel progetto educativo unico, autentico, originale che ho per quel bambino lo devo avere anche per quella famiglia lì e accompagnarli e accompagnare me, insegnante, ad accompagnare loro che accompagnano il loro bambino, perdonate il giro di parole. Grazie, è stato chiarissimo. Grazie. Un'altra domanda la fa Cristina e chiede: ci può dare qualche consiglio pratico per gestire la propria frustrazione e fatica nel gestire a volte i comportamenti di un bambino? Allora, consigli pratici. Io credo che il primo aspetto sia accogliere la propria frustrazione. Spesso quando si vive una frustrazione si tende a, come dire, acquisire anche una postura, no, di lotta, di questa cosa non mi piace, la devo contrastare. Si comincia a mettere in atto una sorta di braccio di ferro, nel senso che non è possibile che io viva questi sentimenti, è sempre così frustrante, mi sento sempre così impotente. Adesso basta. Quindi non si accoglie, ma ci si irrigidisce. L'irrigidimento sbotta poi nella relazione con le modalità che vanno ad alimentare un circuito vizioso, un circolo vizioso. Quindi la prima cosa è accoglierla questa frustrazione e patirci. Detto così può sembrare un po' tragico, ma patire di questa frustrazione, accoglierla, riconoscerla e dire io sto facendo fatica su questa cosa. Poi il suggerimento pratico è accogliere se stessi prima di tutto e accogliere il bambino. Una delle cose che dico spesso ai genitori è, e questo provoca sempre un moto di commozione che va a scardinare quell'irrigidimento dovuto alla paura che il bambino non ascolti, non riconosca la figura dell'adulto. E quello che dico è, provate a prendervi un paio di giorni semplicemente guardando il vostro bambino e chiedendovi chi è quel bambino. E provate a riguardarlo, guardarlo negli occhi come l'avete guardato la prima volta che ve l'hanno messo in braccio. Questa cosa non dà una soluzione, non è una strategia, ma apre un sentimento, apre un atteggiamento di ascolto verso se stessi e verso il bambino. Con questo atteggiamento di ascolto si è più disponibili ad entrare nella relazione con quel bambino, a guardarlo, a guardare le sue qualità che non si vedono più. Spesso si identifica il bambino col suo comportamento, non ascolta mai, disobbedisce sempre, non fa mai quello che gli dico, è sempre testardo, no? Sempre, mai, tutte le volte. E quindi le parole diventano una generalizzazione di una fatica. E invece provare semplicemente a guardarlo negli occhi e ritrovarsi nella relazione. E poi
utilizzare lo sguardo, la voce e domandarsi con delicata curiosità, ma qual è il bisogno di questo bambino? Che cosa mi sta chiedendo? Poi dopo, a seconda della situazione individuale, si va a riflettere su quella relazione, su quella determinata situazione, su quel comportamento, eccetera, eccetera. Ma in generale, questo ve lo dico perché è stato fatto con me quando nei primi anni del mio insegnamento, in una situazione, credo che tanti abbiano visto il film Karate Kid, ve lo ricordate? Metti la cera, togli la cera. Io sono stata mandata in classe per ben 4 settimane e ogni volta la domanda che dovevo tenere aperta dentro di me era, in quel caso questo bimbo si chiamava Mattia, chi è Mattia? E dovevo poi tornare da queste due persone straordinarie che mi hanno formata dal punto di vista proprio, diciamo, interiore in ambito pedagogico, dovevo tornare e dire quale fosse la risposta che avevo trovato. E però io non lo sapevo, non sapevo dare una risposta su chi fosse Mattia. E a un certo punto, dopo un mese, vado da Mattia e gli dico, Mattia, ma tu chi sei? E lui mi risponde, un bambino, un bambino. Allora sono andata e ho detto, ma io gliel'ho chiesto, e lui mi ha detto un bambino. E la risposta è stata, certo, perché un bambino non si può definire, un bambino si può contemplare, perché un bambino è un mistero. Questa roba qui, se ce la teniamo dentro e la testimoniamo ad altri, senza troppe parole, riusciamo a creare un ambiente educativo dove tra adulti, tra colleghi, tra insegnanti, guardare l'altro come un mistero e andare a provare a cercare la via, un po' come succede nelle fiabe, no? Quello che riesce a diventare l'eroe è quello che parte senza spada, senza cavallo, solo con le sue risorse interiori e deve fare un percorso. Ecco, il percorso di crescita attraverso la relazione educativa è quello che ciascuno di noi può compiere e può testimoniare. Grazie, grazie mille. C'è un'altra domanda, se ci permette di farla. Quando il genitore non vuole vedere una situazione che oggettivamente è problematica, quali strumenti possono aiutare sia gli insegnanti che il bambino? Allora, quando c'è una situazione problematica, la prima cosa che un insegnante vive è l'urgenza, di aiutare quel bambino, perché un insegnante si sente responsabile di quel bambino e pensa, ma se io avessi gli strumenti per supportarlo, se quel bambino avesse gli strumenti per essere supportato, riusciremmo ad accompagnarlo, ad acquisire tutta una serie di competenze. Quindi è un peccato non poterlo fare. Questa cosa genera frustrazione, che genera rabbia, che genera poi disinvestimento. Questa è una dinamica che avviene in tantissimi insegnanti. Il genitore, finché però, ecco, il genitore non riesce, perché non ce la fa, perché la cosa che fa arrabbiare gli insegnanti è: ma perché mi neghi l'evidenza? Ma perché non vuoi aiutare tuo figlio? Guarda quello che ti sto dicendo, ma non lo vedi? Ma finché il genitore è in uno stato di negazione, perché il dolore è troppo e non se lo può legittimare, non può accettarlo, perché accettare quel dolore lì, vedere la realtà, è una cosa deflagrante che non è pronto a reggere, finché il genitore non fa questo passaggio, l'unica cosa che noi come insegnanti possiamo fare è fare il meglio di ciò che possiamo fare con le risorse che abbiamo, occupandoci del nostro ambito di pertinenza, il contesto scuola, fin dove possiamo. Questo senza però mai perdere la necessità di andare a trovare le parole più adeguate per accompagnare quel genitore a vedere, che può essere per esempio chiedere la presenza di entrambi i genitori al colloquio, spesso a volte viene solo la mamma o solo il papà, che può essere magari il supporto anche, che ne so, della pedagogista o della coordinatrice della scuola o della dirigente.
comunque creare una rete che possa supportare, portare delle evidenze dal punto di vista, non lo so, i disegni, piuttosto che aiutare il genitore a guardare. Ma finché il genitore nega, quello che possiamo fare è provare compassione, patire con un dolore che è devastante e deflagrante dentro di lui, che lo porta al punto di costringersi di negare l'evidenza. Grazie di cuore. In chiusura le chiediamo soltanto da parte di Francesca se ci sono dei libri che potrebbe consigliare alle persone che stanno seguendo per riuscire un po' a gestire certi comportamenti dei bambini che ci mettono più in difficoltà, come i capricci, gli scatti d'ira. Ma allora, io posso dirvi che ho scritto il libro invece di dire prova a dire, che è Oscar Mondadori, e lavora proprio sull'importanza della parola e del linguaggio, perché la parola crea la realtà. Quindi in base a come noi parliamo creiamo una realtà educativa, creiamo una realtà relazionale. Ci sono tutti i libri di Siegel che sono importantissimi e che hanno anche proprio degli esempi concreti di reazione e di risposta e di effetti sul cervello del bambino. C'è il libro Il cervello spiegato, il cervello dei bambini, mi sembra che si titoli Spiegato ai genitori, che è un altro libro molto interessante. Ce ne sono diversi, indicativamente sono proprio, ecco, mi vengono in mente adesso al momento questi, poi se qualcuno ha necessità insomma, può contattarmi e possiamo trovare un modo in cui vi possa far arrivare anche una bibliografia. Grazie, grazie davvero di cuore, dottoressa Mazzarelli, grazie per essere riuscita in qualche modo ad essere comunque presente con noi a Educhiamoci. E noi ora andiamo in chiusura e speriamo ci sarà magari un'altra occasione per incontrarci in presenza. Grazie, grazie veramente di cuore, anche del supporto di oggi con tutte le peripezie, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a voi. Grazie, grazie davvero. Allora, noi abbiamo terminato l'incontro di oggi pomeriggio, ma c'è ancora un incontro previsto per questa sera, l'incontro conclusivo delle nostre giornate dell'educazione. Vi aspettiamo infatti alle 20:30 con Stefano Rossi, con un incontro dal titolo Nell'uragano delle emozioni, come essere un porto sicuro per bambini e ragazzi. Grazie per aver seguito anche l'incontro di oggi pomeriggio. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia e vi invita a seguire anche l'ultimo appuntamento e ci vediamo più tardi. Buona serata.